canto numero 216. L'albera e con lui non temo più, la certezza, la salvezza di lode, perché un giorno ero lontano la mia destino che ho certezza, la sai qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza. E quel dite, oh Signore, invoca me, il Signore e con lui dove finito la pace del Signore nostro in tutti e ai fratelli e sorelle la fine dell'anno liturgico di parole. Dio è verità, vuole i suoi figli, noi. Dio ci ama e ci perdona, ma col cuore sincero non avviene. Oggi, oggi con il super Signore, via che riconduce al verità che illumini Cristo Reiso Iodo Kyrio abbia di peccare conduca alla vita eterna. L'altro dice ti glorifichiamo. La supplica tu che Padre
peccato, tu solo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, creatore di tutti, donaci lo Spirito del tuo Figlio Gesù. Lui che sei se non mi ascolterete e non mi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione. Invitate d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Parola di Dio. Grazie a Dio. Custodiscimi, Signore, nella pace. Nella pace. Signore, non si esalti. Non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Nella pace. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele, attenda al Signore, da ora e per sempre. Il Signore nella pace. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremo trasmettere ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale veramente come parola di Dio, che opera in voi credenti. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Uno solo è il Padre vostro celeste. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo in quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi dicendo: su Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano i fatti per lo soggetto unito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché un solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece quindi si sta parlare. Miei fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato una pagina di Vangelo un pochino inconsueta, è il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù, infastidito dalla presenza di scribi e farisei, che sono le guide spirituali di Israele, Gesù rimprovera il loro comportamento indegno e li definisce guide cieche che conducono alla rovina coloro invece che vogliono e cercano l'obbedienza della legge. Con questo guai a voi scribi farisei ipocriti, guai a voi. E non siamo abituati a sentire Gesù che apostrofa la gente in questo modo. Ci viene da pensare che l'Evangelista Matteo avesse qualche problema con questa gente e allora calcasse un po' le tinte nel suo dire. È certo però che questi scribi e farisei erano una categoria di presuntuosi, come ce ne sono tanti dappertutto, che con orgoglio ostentavano di fronte al popolo un'osservanza letterale, minuziosa della legge di Mosè.
anche di questa falsi. Inoltre c'era una complicità nelle loro intenzioni, come denunciata da Matteo. Legano fardelli pesanti e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non ci mettono neppure un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati e per avere il plauso della gente. Tuttavia però il discorso di Gesù non è rivolto ai scribi e farisei. Se Gesù li considera una presenza inopportuna, ma Gesù parla ai suoi deboli e seguendo. Gesù invita tutti i presenti a non comportarsi come questa nostro e hanno la presunzione di insegnare. E allora Gesù, quando vi dicono fatelo, però non comportatevi come loro, perché dicono tanta bocca, ma non fanno l'incoerenza della vita. Gesù condanna il comportamento ipocrita di questa gente, che è l'esatto contrario di quello che lui ha testimoniato con la sua vita. Gesù era credibile e affidabile perché le sue azioni corrispondevano con il suo messaggio. Ed è proprio da questa integrità di Gesù che però Gesù si autodefiniva io sono la verità, e di fronte a Pilato: per questo sono venuto al mondo, per dare testimonianza alla verità. Dio è la verità. È per questo che Dio non accetterà mai il nostro modo insincero, il nostro modo di essere ingannevoli. Nella seconda parte del brano che abbiamo ascoltato, Gesù approfitta per tracciare un cammino pulito per tutti coloro che vogliono essergli discepoli. Gesù propone un vivere nuovo, dove la fraternità è dato un servizio per il bene di tutti. Durante l'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, ed è sempre Luca che ricorda questo fatto, sorse tra i discepoli una discussione un po' curiosa. Si chiedevano chi tra loro doveva essere considerato il più grande. Le solite manie, vogliamo sapere se siamo al primo posto. Gesù con pazienza interviene, dice loro: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Tra voi questo non deve avvenire. Sarebbe che qui il svolgimento della nostra società, una società fatta di grandezze frivole, di potere inutile,
ricorda tre che erano usati al suo tempo. Questi erano i titoli di Rabbi. Rabbi significa mio grande padre, maestro. Suoi discepoli Gesù domanda di essere tutti fratelli. Non però il grande tra voi siete tutti fratelli uguali. È bellissimo, ma non è purtroppo facile. Noi non chiamate nessuno padre, perché uno è il vostro padre, quello dei cieli. Non fatevi chiamare maestri. Aprite qualunque strumento di comunicazione, quanta gente che parla e ha risposte per tutti i problemi. Non fatevi chiamare maestri, perché un solo è il vostro maestro, il Cristo. Abbiamo la strada ben definita. Con tutto questo, naturalmente, Gesù non vuole disconoscere i compiti, le responsabilità, la stessa autorità all'interno della famiglia. Gesù è purezza, orgoglio, cerchino la verità, amino i fratelli con generosità e si mettano al loro servizio. E le ultime parole del Vangelo che abbiamo ascoltato sono la sintesi del nostro discorso. Parole di Gesù, il più grande tra voi, il più grande, colui che crede, si aggiunge per chi non vuol capire, chi invece nel suo orgoglio si esalterà, sarà umiliato, e chi sarà esaltato. Questo non lo faremmo noi, questo lo farà il Padre. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, è la stessa sostanza.
fratelli e sorelle, riconosciamo con umiltà i nostri limiti, i nostri peccati. Con la sua grazia, diciamo insieme per la funzione di santificare e insegnare, noi ti ascolti per coloro che si dedicano all'educazione dei giovani, noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore, per i responsabili delle nazioni e dei popoli, per i governanti, i legislatori e gli amministratori cristiani, noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore, per coloro che arrancano nelle tenebre della disperazione, della sfiducia, del dolore e dell'abbandono, noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore, per la nostra comunità della parola e dell'Eucaristica, sia per le famiglie, i giovani e gli anziani, per i malati e i sofferenti, noi ti preghiamo. Le apocrisie, con la luce della tua misericordia, donaci di servirti nei fratelli con cuore puro e sincero, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di eterna. Sei l'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Poveri e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sia pura e per noi dono santo della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Con Lui così hai amato in noi ciò che
al mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua lode. Santo della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il cambio per fisca in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compie il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione col sangue di Cristo, non solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui la Cristo rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Signore, da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Surbamente in grazia e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore. Agnello di Dio, del mondo, di pietà di noi, e togli peccati, dona a noi la pace. Io con i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Atto 412. Il Signore il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino col pane vero, diviso qui fra noi, formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Da te e
Dio sarà con noi. Preghiamo. Rafforza in noi, Signore, la tua opera di salvezza, perché i a nostro avvisi, molti territori in Friuli, in Italia, in Europa soffrono di meteorologici avversi, anche nella zona c'è questo problema. Da fratelli occorre pregare per coloro che ne sono coinvolti e possibilmente dare loro una mano. Il 8 novembre la Santa Messa alle ore 8 sarà teletrasmessa da Radio Maria. Chi potesse partecipare alla celebrazione sarà come sempre benvenuto. L'Ordine Francescano Secolare del Friuli, Venezia Giulia, organizza una serie di passeggiate al sabato mattina e alla domenica mattina. E delle figlie che Dio ci ha regalato. Prossimamente, sabato 18 novembre, si svolge la 27ª giornata nazionale della colletta possibile contribuire con gesto per alimentare un gesto e banco alimentare stagionale 2023 indetta da Papa Francesco. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. E se finita andiamo in pace col Signore. Dove? 2, 3. Tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere
ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria,